Allora il re al mandà Nicanor, un dai sei sorrestans più in viste, calveve in asse e che non podeve vio di Israele e gli ordinà di svinidri il popolo. Nicanor arrivò a Gerusalemme con un grande esercito e mandà messa a Giude e a sei fradis par faur con l'indian che estis propuestis di paz. Noi adiesi plui guerre fra me vuatris, o vignerai con polsoms per incontrarmi con vuatris in amicizie. Arrivali di Giude e si saludarin un con altri, con segnal di paz, ma i nemici erin pronti per mettere gli sgriffi su Giude. Giude al venì a sapere che altri agli arrivegnu di lui con l'imbroi, al chiappapore e non volei più vio di la somuse. Nicanor si n'accorge che il suo progetto gli era stato scoperto e agli essi per combatti quintri di Giude des bandis di Cafar Salame. De bande di Nicanor arrestarono sul terreno un 500 oms che gli altri aierin apparassi tessità di David. Dopo di che sfaz, Nicanor alle sul mon di Sion e un trop di predis e di anzians dal popolo a essir in tal santuari per fare un bonacet e per mostrare l'olocausto che aveva offerto il re. Ma lui offinde, lui le vie, anzi, io sporchià e al fevelà con rogance. Tal colm de rabbie al fase che giuramento, se Giude e il suo esercito non sarà consegnato armandes mesmans, us garantis che quando tornerai dopo finita la guerra, i darai fug a di che templi e agli essi rabbios che mai. I predis allora a tornare in dentri e standenando all'altar e dal templi a diser in vaint. Tu assi il zut che stempri, perché sore di lui al fos clamat il tuo nome, e perché al fos una chiase di preghiere e di suppliche pal tuo popolo. Svindichiti di che stomp ed estos chiris, che siete in passati fur per fur con la spade, non sta dismenteati des lor blestemis, e non sta l'assaiu in vite. Nicanor agli essi di Gerusalemme si campà beccoron e le inquintri l'esercito de Sirie. Giude si campà in Adasse con 3.000 oms e al Preà. Quanchi graduats dal re di Assirie a blestemarin al pombralto agnul e n'ancopà 185.000. Frucce vuete stesse maniere che st'esercit covindenant, ca sei pinanchi ducche atris cemut che lui alla fevelat, cence religion, quintri tal tuo santuari, e tu pesilu da ur de sua iniquitat. Gli eserciti si frontarin ai tredis dal mes di Adar, e l'esercito di Nicanor al fo sbattut, che ansit al colà lui per prim in battae. Appena che i suoi soldati avvioderin che Nicanor all'era colat, ammolarin i sarmis e a schiamparin. Urcorerin da ur un'esornada intieri e di strade, di Adasse fino a Gezer, e assunavin gli strombis da ur di lor per dall'alarmi. Allora assaltarin fur di duci bords de Giudee che erin lenti a tor e iu cerclarin. Lor si voltavin un quintri di che atri e accolarin du di spade. Non restà nanchi un di numar. I giudeos arafarin armis e robe, i chionciarin a Nicanor il chiaf e la mandrette che le beve slunghiate con rogance, e io portarin a Gerusalemme per mostraio. Il popolo al fase une fiestone e al passà queste giornate tanche un'edì di grande gionde, a stabilirin di riguardare ogni anno queste giornate ai tredis di Adar, e così la tiere di Giude e potete ir al flat per un trat di tempo.